Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura l'operazione di oggi dei finanzieri a Messina ha scoperto una maxi truffa sugli ecobonus. Sequestrati 1,7 milioni di euro, il provvedimento ha riguardato 4 persone fisiche e un istituto di credito. A Palermo una donna di 58 anni è stata denunciata perché al culmine di una lite ha spinto il marito di 48 anni giù dal ponte nei pressi di Aspra. L'uomo ha riportato diverse fratture, tra i due pare vi sia in corso una separazione. Dramma ieri nel Messinese, un incendio ha divorato il deposito in cui aveva trovato rifugio un senza tetto rumeno di 55 anni residente a Torre Grotta. L'uomo che ha tentato di spegnere le alte lingue di fuoco si trova adesso ricoverato in condizioni critiche. I carabinieri di Carini hanno arrestato 4 palermitani, sono accusati di aver rapinato armati di pistola 2 turisti a bordo di un taxi a Isola delle Femmine. E in chiusura le previsioni degli esperti meteo: in Sicilia arriva nel weekend la prima ondata di caldo di quest'estate 2024, previste punte di 40 gradi e sabbia del deserto. I dettagli su queste notizie le trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.